Si è svolto questo pomeriggio, nell'ambito della 50ª Fiera dell'Alto Adriatico, l'assemblea elettiva del primo consiglio di Federalberghi Caorle, che ne sancisce dunque la nascita. La nuova associazione deriva dall'unione delle due precedenti realtà, ovvero l'Associazione Albergatori di Caorle e gli albergatori iscritti a Confcommercio. Chiudiamo una pagina che si è protratta per 40 anni, che ha visto i nostri albergatori divisi su due fronti e che chiaramente non hanno potuto, divisi in due, dar quel giusto taglio sindacale, quel giusto impegno sindacale che effettivamente quando si è divisi manca. Essere insieme è sinonimo di forza, essere insieme significa ripensare a qual è l'attività sindacale del settore alberghiero qui a Caorle. Essere insieme significa avere grandi progetti e grandi aspettative, questo è quello che tutti noi ci auguriamo. Federalberghi chiaramente avrà tutta l'attività sindacale da portare avanti, che è la parte chiaramente più importante per quanto riguarda il nostro settore alberghiero. Noi mettiamo a disposizione degli albergatori di Caorle tutta la nostra struttura, per cui dai nostri uomini, dai nostri consulenti, dalle nostre sedi, Federalberghi sarà appunto accompagnata nella loro attività sindacale dalla struttura di Confcommercio. Nel primo consiglio di Federalberghi Caorle sono quindi stati eletti Loris Brugnerotto, Celio Bortoluzzi, Nazareno Cosmo, Mattia Munerotto, Turchetto Kei, Alberto Borin, Marco Catto, Nazareno Mazzarotto e Giorgio Rosso. Fra qualche giorno sarà invece decisa la data del primo incontro, dal quale uscirà anche il nome del presidente.